E lavoratori sciopero, ragazzi, in Italia meridionale, probabilmente per le tasse dell'altra volta, quando le ho aumentate per riuscire a guadagnare qualcosa in più. Va bene, non importa, li faremo ribellare anche perché le tasse adesso sono normali. Non posso diminuirle ancora di più perché anche stesso rimarrebbero sempre un po' scontenti. Quindi attendiamo la loro ribellione e li combatteremo nel nostro territorio, non c'è altra scelta. Qui stiamo continuando, ragazzi, a reclutare navi. Ne abbiamo altre 3. Dopo questi sesti. Dopo queste queste navi di quinto rango, ci fermeremo. E con questa flotta, dopo aver sistemato Napoli, andremo a combattere Venezia. Anche se è molto difficile combattere perché hanno una fortificazione potenziata a stella. Ed è assurdo distruggerla. Ci servirebbero cannoni veri e propri. Ma potete vedere che ancora non abbiamo neanche fatto il colpo a mitraglia. Quindi dobbiamo stare attenti. Innanzitutto dobbiamo andare nelle relazioni diplomatiche e vedere se riusciamo a finirla con questa guerra che c'è con la Francia. Richiede accordo di pace. Vediamo se gli possiamo offrire qualcosa, tipo la stagionatura. Dov'è? La stagionatura l'avevo vista. Aspettate. Tecnologia, ecco la stagionatura per esempio. Trattato di pace. No, cioè questi qua vogliono stare in guerra. Sono addirittura amichevoli. Sono in guerra con tutti questi stati. Ma io non lo so. Genova, l'impero ottomano. Genova sicuramente avrà qualche tecnologia. Infatti, riforme marittime. Io vi do la ramatura, ragazzi. Che ne dite? Alleanza militare con Genova. È un tributo. Ma un'alleanza militare con Genova. Genova dov'è? Alleati Savoia e la Spagna. Ma ragazzi, accettiamo l'alleanza per il momento con Genova, in modo tale da espanderci per il momento verso Venezia. Poi vedremo cosa fare con Genova. Però per il momento alleiamoci perché ci serviranno nello scontro con Venezia. Sicuramente Genova è rivale di Venezia. Ci sarà una certa... si uniranno a noi per combatterli. Almeno avremo il lato sinistro coperto. Siamo un po' più tranquilli. Però poi magari ci espanderemo verso destra e Genova non lo so, magari facciamo qualche altra cosa. Conquistiamo un altro pezzo del Nord Africa e Genova la lasciamo Genova. Non lo so. Comunque abbiamo reclutato un'altra nave. Qui in Costa d'Avorio come vanno le cose? Guadagniamo bene. Cosa va adesso? Sempre sì, perfetto. Va molto bene l'Avorio, come potete vedere. Vediamo se possiamo siglare qualche nuova. Niente, purtroppo ancora no. E nuovo turno. Ragazzi, vedo che questa serie vi sta piacendo. Sono contento. La sto portando avanti anche perché, come potete, secondo me questo è uno dei migliori Total War insieme a Shogun. Però anzi, forse questo ha qualcosa in più. Ha questa possibilità di passare da un mondo a un altro, cosa che non avveniva in Shogun. Cioè, nel senso, noi possiamo passare, avete visto, dall'Europa alla Costa d'Avorio, dalla Costa d'Avorio al Brasile, all'America, combattere in America, fondare città in America, passare in India, fondare città in India, conquistare, unirci, passare dall'India all'Europa. Cioè, è una cosa bellissima. E secondo me è uno dei migliori. E poi con questa mod che abbiamo aggiunto è fantastico. Secondo me è davvero un gioco da valutare, perché tanti magari non lo conoscono, dicono ma il primo non è granché, ma invece ha i suoi punti di forza, perché come potete vedere è molto ampio. Anche questa cosa di poter commerciare, andare a raccogliere risorse lontano. Il malcontento diffuso fra i ceti più bassi sì, ha una dato rivolta, vita a lo so, disordini. un attimo. Intanto che abbiamo scoperto, ecco, mi ha fatto dimenticare, ecco, abbiamo una nuova possibilità di intraprendere accordi commerciali. Vediamo di farlo con, per esempio, il Portogallo potrebbe essere interessante. Vediamo un po'. Accordo commerciale. È un vero peccato. No, perfetto. Vediamo invece la Gran Bretagna. Ecco, tecnologia. Loro hanno ottime ricerche che possiamo ottenere. Richiede accordo commerciale. Bene. Abbiamo un nuovo accordo con la Gran Bretagna. Adesso vediamo invece la Russia. No, la Russia, dai. Vediamo la Russia, perché sono molto lontani dall'Avorio. Magari accettano. Sì, perfetto. E nuove rotte commerciali sono pronte. Nuovi soldi che stanno arrivando. Infatti ci fruttano 100 soldini in più. E adesso torniamo in Europa e cerchiamo di combattere questa rivolta dei lavoratori.
si stanno ribellando per bene. Io intanto posso costruire finalmente l'università classica. E adesso, dopo 6 turni, davvero Questo guadagneremo pannello riporta punti. Scienziato gentiluomo. Qua intanto stiamo costruendo navi a tutta forza. Altri 2 turni avremo una bella flotta. Qui ho messo, ragazzi, purtroppo solo briganti. Magari dovevo mettere qualcosa di diverso, però mi sto specializzando più sul reparto navale che sul reparto territoriale, diciamo. 3 turni e 3 turni e finiamo. Passiamo il turno. E adesso, ragazzi, vi voglio fare vedere almeno un'altra... vediamo adesso Londra in Inghilterra, quello che succede. Ecco, gli inglesi ottengono il nostro avorio per il momento. E gli fa comodo, perché non hanno possedimenti in Costa d'Avorio, ce li abbiamo noi. Io sono abituato a fare flotte grandi, non mi metto a fare, diciamo, flotte singole di una nave, tanto vengono spazzate via. I francesi rompono ancora le scatole, meno male che si stanno spostando. Vi voglio fare vedere un'altra battaglia di terra. Qualcuno mi ha detto non fare battaglie notturne perché non si vede niente. Però non decido io se la battaglia è notturna oppure diurna. Diciamo, sceglie il gioco, lo scenario. Io non faccio nulla, non riesco a capire prima cos'è. Intanto passano da Istanbul i turchi ottomani. Combattono probabilmente con i russi per il controllo del Mar Nero, tutte quelle zone lì. Vediamo adesso anche la Russia con il nuovo accordo commerciale. I russi sicuramente avranno bisogno del lavorio, perché è molto complicato partire da San Pietroburgo, per esempio, e fare tutto il giro per arrivare poi in Costa d'Avorio. Almeno noi abbiamo un ottimo punto, ci troviamo in un'ottima posizione per spostarci subito nel nell'Oceano Atlantico. Intanto... La ribellione è cresciuta fino a diventare una vera rivoluzione. Ora non ti rimane che scegliere per chi combattere. Fai attenzione, perché un'eventuale sconfitta metterà fine alla tua. Che cosa? L'insoddisfazione... è un'insoddisfazione verso la monarchia. È stato costituito un esercito rivoluzionario per abbattere il vecchio regime e dare vita a una repubblica. Truppe leali alla corona affermano la capitale sotto il controllo. Io rimango fedele al governo. Ci sono dei rivoltosi. Come potete vedere, si sono formati dei ribelli. Eccoli qua. Come potete vedere, hanno la bandiera proprio italiana. Eccoli qua. Ribelli napoletani. Se sapevo, volevo unirmi. Pensavo che erano ribelli così. Ma lo stesso come fanno adesso? Cioè, sarà molto difficile per loro distruggerci. Allora, ragazzi, adesso usciamo dalla città e combattiamo. Eccoci qua. Battaglia 1700 uomini contro ben... non avevo mai visto la bandiera italiana, appunto, qui nel suo Empire. 1700 uomini contro 800, solo che loro hanno un leggero vantaggio perché hanno delle truppe di cavalleria che potrebbero darci molto fastidio, anche perché non abbiamo la nostra formazione. Collocare la cavalleria. Allora, abbiamo solo il generale, ragazzi, che potrebbe darci una mano, però loro hanno troppi cavalieri, quindi dobbiamo cercare di mettere magari degli uomini dietro, visto che abbiamo solo miliziani. Io l'ho messi, queste sono solo truppe per proteggere la città. Allora, queste unità, ragazzi, le lasciamo dietro per cercare di... Non abbiamo neanche un'unità di picchiere. Però abbiamo i pali, perfetto. Abbiamo anche delle baionette, potrebbero essere utili. Ecco, queste unità già mettiamole con le baionette. Usiamoli come... Ecco, usiamoli come dei veri e propri lancieri. Ne abbiamo un altro, perfetto. Questi, ragazzi, usiamoli come lancieri. Vediamo che succede. Questi, invece, li usiamo come veri e propri combattenti. Visto che c'è questo problema delle cavallerie, adesso mettiamo i pali a terra e cerchiamo di rifugiarci e di camperare per evitare di essere macinati dalla cavalleria. Allora, diciamo, dietro mettiamo subito gli uomini con baionetta. Sì, è un fucile alla fine con una baionetta e una lancia vera e propria, quindi possono scontrarsi con una cavalleria. Non sono granché, però possono farlo. Irregolari qui. Mettiamo degli irregolari pure sulla destra. Ragazzi, è l'esercito, la formazione migliore secondo me che posso costituire. Perfetto. Partiamo. Non far caricare la cavalleria contro pali di legno o cavalli di Frisia, poiché l'impeto e la stazza dei cavalli li farebbero soccombere quasi sicuramente.
Ragazzi, metteremo i nostri pali qui davanti per fermare l'esercito italiano, i ribelli, che come potete vedere ci stanno aspettando. E adesso vediamo se riusciamo. Se avevo i cannoni li avrei smossi direttamente. Ci siamo messi, abbiamo piazzato degli ottimi pali. Eccoli qua. Siamo fermi. Intanto io vorrei prendere un'unità, per esempio, e portarla in avanti. Ok. Vediamo che succede. Andiamo di stimolarli un po'. Prendiamo 2 unità, mandiamole avanti. Noi abbiamo un'ottima portata con questi uomini, vi ricordo. Vediamo se possiamo portarli un po' dietro. Sono anche veloci questi uomini. Vediamo se riusciamo a entrare in contatto a fuoco con queste cavallerie, portarle dietro e sparare anche con gli altri. Avanti ragazzi, andate un po' più piano per cercare di mantenere il fiato pronto. Vediamo un po'. Qua abbiamo delle milizie garibaldini. Eccoli qua. Vediamo che sono fighi. Dove sono? Eccoli qua. E io adesso vedrò di scontrarmi. Possiamo aprire il fuoco. I cavalli sono molto più veloci di noi però, Forse è un errore questo che sto facendo, ma devo. Eccoli, 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 eccoli. Dietro, 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 dietro. Eccoli, 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 eccoli. Dietro, dietro, dietro. Oh, sono carabinieri questi, che sono cavalleria genovese. Dai, 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 dai. Tornate indietro. Tornate indietro. Dai, vediamo se riusciamo a sparare qua. Calmi, calmi. Forse siamo in portata. Un altro passo indietro. Un altro passo indietro. Un altro passo indietro. Un altro passo indietro. Forza, 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 forza. 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 Sparate voi di là. Forza. Forza. Quanto ci vuole ad aprire il fuoco? Oh, oh. Forza. Dietro questi. Via. Ragazzi, oh, oh, guardate come sparano questi. Ce l'hanno buttati a terra 20. Benissimo ragazzi, mantenete la posizione. Adesso recupereremo. Ed ecco che arrivano i cavalieri genovesi. Siamo riusciti a salvarci. Proprio quello che volevo. Avanti, avanti. Buttatevi. Buttatevi. Forza. Ok, li abbiamo attirati ragazzi. Benissimo. Ne volete ancora un altro po'? Perfetto. Uccidiamoli tutti perché poi, ecco, poi ritornano e rompono le scatole. Bene, gli abbiamo distrutto 2 unità di cavalieri che potevano davvero complicarci la vita. Adesso qui ne rimane 12, vabbè. Dobbiamo eliminare anche questi altri carabinieri veri e propri. Vediamo come sono, quelli hanno disegnati. Guardate che fighi. E loro adesso ci aspettano nuovamente. Ho sacrificato qualche unità, però è importante, avete visto? Ora, poi nel momento in cui spariscono, diciamo, gli altri cavalieri avversari, possiamo avanzare con tutto l'esercito e distruggerli, perché sono sicuramente inferiori. Però dobbiamo muovere nuovamente la cavalleria nemica. Allora, vediamo che posso fare. Avanziamo leggermente. Avete visto ragazzi come si sono scontrati i cavalieri genovesi al di sopra delle nostre, come dire, dei nostri spuntoni. Qui abbiamo le milizie con ormai la baionetta pronta. Anzi, direi una cosa, prendiamo questi irregolari qua e li portiamo anche avanti. Ci serviranno sul fianco destro. Perfetto, il generale lo portiamo un pelino avanti. E questi li muoviamo pure, dai. Forse riusciamo. Ormai con quelle 2 in meno forse riusciamo a essere un pochettino più, perché abbiamo ancora qualche unità che può piantare a terra qualche paletto. Ecco, per esempio, se riusciamo a mettere i paletti qua, questi pure, riusciamo a essere competitivi. Forza, corriamo.
questi uomini qua davanti come pali, diciamo, come lancieri. Eccoli, eccoli, eccoli. Ragazzi, aprite il fuoco subito. Subito, subito. Perfetto. Abbiamo spazzato via questi carabinieri. Potevano darci molto fastidio quelle cavallerie, perché se usate bene, avete visto quanti uomini ci hanno ucciso, sono precisi. Avanti. Mettiamoci qua davanti con questi altri. Generale dietro. Allora ragazzi, è iniziato il conflitto a fuoco. Come potete vedere stiamo sparando con tutte le unità. Siamo messi un po' male però. Benissimo. Credo che stiamo vincendo ragazzi. Sicuramente abbiamo giocato bene. Abbiamo eliminato tutte le cavallerie avversarie. Qua abbiamo i batteristi dell'esercito che ormai possiamo anche far fuori. La fanteria espatriata che può creare un problema, ma adesso la elimineremo molto rapidamente. No, il generale no, però che stiamo facendo? Mannaggia. Infatti ho sbagliato tasto al solito. Però dai, le abbiamo attirate ancora più avanti. Li possiamo far scontrare con le baionette. Qui abbiamo il generale nemico che avanza. Eccolo. Mi sa che possiamo ormai decimarli. Vediamo di eliminarli tutti, soprattutto il generale nemico. Vediamo se riusciamo un po' a spazzarli via. Ecco fatto, generale nemico ucciso. Benissimo, termina battaglia, vittoria eroica, ottimo lavoro. Vittoria ragazzi, abbiamo perso 300 uomini, loro li hanno persi tutti, credo 700, va bene, rimangono 2, quanti ne rimangono qua? 22 uomini, va bene. Vittoria e abbiamo eliminato i ribelli, rivoluzione sedata, è stata difesa con successo contro i rivoluzionari, i loro capi sono stati arrestati e giustiziati secondo le modalità previste per i traditori, va bene. Mio sire. Quindi torniamo dentro e vediamo un po', adesso ancora la posizione neutrale, si sono un po' spaventati, adesso quando rientreremo. Abbiamo guadagnato dei punti in più per i nostri generali, ottimo. E adesso possiamo salvare la partita e andare avanti nelle nostre missioni. Quindi qua sotto stavamo reclutando delle ottime navi. Come potete vedere 2 le abbiamo già pronte, ne manca un'ultima nave. Mettiamo una nave, mettiamo un vascello di secondo rango. Sì, vascello di secondo rango per linea da battaglia, l'ultimo e dopo vedremo. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay, ciao a tutti!